Io 3 bestie feroci. 4 bestie feroci. Non sono una belva, sono Virgilio. Faccio Virgilio. E me, sono Dante e faccio Dante. Ma no! Sono Virgilio, faccio è il cognome. No! Mia, sono l'unico inimitabile, faccio Virgilio. Piacere, Virgilio. Faccio il tecnico dei... Mia, sono Dante e faccio il poeta. Vabbè, comunque sono poeta anch'io. Sì? E cosa che toccherà? Ascolta, ti faccio sentire. Ma faccio solo il cognome di Virgilio. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era, ahimè, smarrita. Ti piace? Sì, beh, se tu che non crei anche una dei simili. Tutto che fai a riga. Finché ero attaccai il cammin del bar via, mi capitò per le mani una bossa di roba scura, che la ua era la sua vera natura. Oh Virgilio, per piacere. Molto bella, Dante, ma il mio compito ora è piuttosto quello di redimerti. E come hai fatto a redimermi? Facendoti visitare gli inferi. Le colpe e le condanne dei dannati ti saranno sicuramente da monito. Da monitor? Ma no, da monito! Sì, sai che ho detto. Vuolsi così colà vi si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Ah, se sei così. Vieni, Dante, vieni mecum. Eccoci giunti dinanzi alla porta. Alla porta? Non rompere gli strumenti audiofonici, Dante. La porta, dicevo, degli inferi. Ma, Virgilio, dai proprio, cioè... cosa che c'è scritto, io mia sono un poco cisco. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore. Dicimi la divina potestate, la somma sapienza e l'ubrimo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza, o voi che entra. Ma sai che Virgilio che non capisco niente. Ho dovuto capire di essere amici. Sì, Dante, ti sarà sicuramente d'aiuto. Mia bevaria solo il vin bollente, ma solo se sei di rosso colore, e che per gli altri non gli resta più niente. Che se dà una mossa a Aldo il fattore, che gli ha il vin potente, e solo la credenza, la grappa e muore. Davanti a me osarissimo gli altri buttar fuori il rosso rosato in eterno, mica lo eternamente duro. La se qua ogni bossa di vinasso o voi che entrate? Ciao Virgilio, dove la metta questa? Ma Dante, non è scritto così! Ah vabbè, allora me la parto prima. Iniziò il suo viaggio all'inferno, un viaggio che doveva portarlo, tramite la visione dei dannati,
delle loro colpe e delle loro punizioni alla redenzione finale. Stiamoci avvicinando ai gironi più terribili e impressionabili dell'inferno. Fanne tesoro. Vabbè, ne faccio tesoro. Vi ripeto che l'unico tesoro di Faccio sono io. Questo qua chi sei? Quello è Elio Bertolini. E cosa hai fatto? In tutta la sua vita non ha fatto altro che rompere con la sua fisarmonica. E ora è costretto ad ascoltare le sinfonie da lui inflittici, e questo per la nota legge del contrappasso. La legge del contrabbasso? Ma suonare via la fisarmonica. E qui non direi chi sei. Quella è sua moglie, Lanna. In vita terrena non ne poteva più, e adesso è lei che fa scontare la pena. E per quanto cavalare andare avanti? Ma per l'eternità, Dante! E siamo appena giunti al 3523esimo raduno infernale dei veterani della fisarmonica. E questo chi sei? Ma questo, Dante, è il sindaco Trivelli. E cosa fai? Legge. La sua redenzione la troverà solamente nella lettura. Non ho capito, ma perché si dispera così? Ma perché i libri che deve leggere sono proprio i suoi. Altro che sindaco scrittore, dovevo fare il muratore, tanto più mattoni di questi libri. Cerro, Garruia, Pizzarro. Quello, dopo una vita trascorsa in quel di Requaro, non sapeva ancora correttamente parlare il dialetto. Minghia. E chi sei? Il preside Caruso. Beppe, ci sei Beppe? Oh, Virgilio, dai! Ciao, ma se ci sarà il sindaco, ci sarà anche il vice sindaco, no? Ti sei, can non mai a can? Te vorrei mica dirmi che a Brigide non è in paradiso, no? Oh, no. E qui all'inferno anche lei. E che pene che hai da scontare? Vedi, Dante, lei non le sconta, bensì le fa scontare. Batti, tutti insieme così, e chi non mi ascolta lo mando a mangiare il croce nero. Diavolo, can! Ma come ti permetti, tu? Scusa, mi sei scappato. Cosa hai avuto, o mortale? Vuoi sì, così. No, aspetta, Virgilio, hai vuoi imparare anche a mia formuletta. Oh, Virgilio, non ricordo più. Vuoi sì, così, colà, si può, ciò che si vuole, e più non dimandare. Svuotai la Coca-Cola dove si poda e poi rimandai.
Sto qua è tutto semo, poderia farlo consigliere. Dante, questo è l'ultimo di gironi, quello più terribile e crudele, quello che ti deve far rabbrividire, ma nel contempo aiutare. Sì, ma cosa fai? Accende il fuoco, Dante. E con cosa? Ma con la diavolina. Ma che girone sei questo? Questo è il girone dei lussuriosi, di quelli che nella vita mortale hanno gioito dei piaceri del sesso. E cosa che fai? Vedi, Dante, questi erano sodomiti. Sordomuti? Ma no! Sodomiti! E perché chi butti da sbrancare bronze proprio del culo? Appunto perché erano sodomiti ed ora devono pagare per i piaceri terreni. Ho la mia corolla d'alloro. A te la tolgo su me, Virgilio, e te i l'ardominali che ti impedisce i movimenti. Grazie, sai l'età, vado per i 25. Come ti permettito, mia son Dante? Non me ne frega niente, Dante o ricevente. Qua la pena si vuole per tutti. Che cosa ti è parso di questo viaggio attraverso gli inferi? Terribile. Ma sento cose che mi c'era sta più presso. Che cosa? Le fiamme forse? O piuttosto le braci ardenti? Ma che hanno un disegno anche un fatto. Ciò, qua sarà anche un inferno, ma il manco i farsi sempre aperti. Già, non ci avevo mai fatto caso. Chissà come mai. Tutto che te lo dica a me perché? Dimmi, Dante. Perché vuoi così colà. Ove si beve ciò che si vuole tutto via, che dopo si può andare a casa imbriacato e più non vomitare. E più non dimandare, Dante. Noto che hai colto gli aspetti solo a te più familiari ed è per questo che ti sarà data un'ultima opportunità, quella di conoscere il re degli inferi in persona, il cui vero nome vada bene a voi mortali, non è dato di conoscere. Mi raccomando, Dante, non lasciarti sfuggire quest'ultima possibilità e che questo essere immondo e mipitico ti spinga con la vove che essa emana a cercare la via della redenzione e a Dio piacendo la salvezza. Sei questo è il re degli infermi. Degli imperi, Dante, è noto che spacca il secondo. Quello lì e ti spacca su tutto se non ti fai venire dentro. E che ogni demone sia adorno. Il principe delle tenebre oggi ha fatto ritorno. Immolate sull'altare il vitello dorato. Il re degli inferi oggi è tornato. Questa è la mia casa, il mio regno e il mio reame. Ed è a mio piacimento dispensare diamanti o aspergere letame. Ho 1000 nomi, Satanasso, Mefisto e Belzebù. È solo nominarli per voi mortali è tabù. Ma non sapete, o stolti, che quando da qui io esco, metto la veste rossa per la nera e divengo Don Francesco. Immolate sull'altare il dorato vitello, io dall'inferno sono più bello!
questione di peli. Sei proprio un angelo tu che accendi un diavolo